Ok, buongiorno. Come state? Bene con voi? Sì o no? Sì, ok. Possiamo aprire le nostre Bibbie in Esodo? C'è una frase in Esodo che da circa 40 anni mi colpisce. E è una frase che si ripete in Esodo capitolo 6, versetto 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13, 1. Ossia, tutti questi capitoli iniziano con la stessa frase. Qual è la frase? Tu che sei a casa, anche un buongiorno, anche puoi prendere la tua Bibbia e leggere questo libro di Esodo, che c'è una frase molto bella all'inizio di ogni capitolo. Qual è la frase? O Signore disse a Mosè, anche a Abraão, a Arone, e o Signore disse a Mosè. E um tempo nella mia vita stavo pensando quanto interessante e bello sentire questa frase, sentire questa realtà, percepire questa realtà e o Signore che ti parla. Non so se tu já hai vissuto quella esperienza di sentire e di cercare la voce del Signore. O Signore disse, o Signore parlò, o Signore está parlando, o Signore mi ha detto. Ossia, è una frase che identifica un Dio che ha interesse, un Dio che ama, un Dio che vuole avere un rapporto, un'intimità con noi. E o parlare con Dio è qualcosa di stupenda perché è un Dio presente nella nostra vita. Tante volte abbiamo un'idea di un Dio lontano che non parla, un'idea di un Dio che non si importa con noi. Abbiamo un'idea che Dio non è un mio amico, che non è mio padre, che è una persona grande, grande, ma troppo lontana. Ma quando io leggevo nella mia storia questa frase, allora il Signore disse a Mosè, il Signore disse a Mosè, il Signore ha detto a Arone, e comincio a vedere il nostro Dio si interessa, pensa in noi e ti ama. Così noi possiamo iniziare questo culto pensando che abbiamo un Dio che parla con noi. La parola di Dio è la grande rivelazione di Dio, la persona di Cristo Gesù è la grande rivelazione di Dio, ossia è vedere Cristo, è vedere la sua parola che comincia a parlare ai nostri cuori. Tante volte noi vogliamo un'esperienza mistica con il Signore, andare sulle montagne a mezzanotte, di notte, camminare nel silenzio e ascoltare una voce di Dio che ci parla. Non serve un'esperienza mistica. Il Signore já ha rivelato tutto quello che avremo bisogno in questa parola. Che cosa serve? È un'esperienza di conoscere il Signore come un grande amico, come un grande padre, come il Signore che si rivela, che si identifica con noi e che parla con noi. Perciò noi staremo iniziando questo culto, in questo momento, adorando, cantando, pregando, ma soprattutto iniziare in questo culto sapendo che il nostro Dio ha un desiderio di avere amicizia con noi, ha un desiderio di rapportarsi con noi, ha un desiderio di camminare con noi. E chissà noi possiamo dire, il Signore disse a Caio, il Signore parlò con Caio. E è questo che Dio parla con noi. E che possiamo ricordarsi che questo è il nostro Dio che adoriamo. Amém? Preghiamo. Pensa nella tua vita in questo momento. Tu che sei a casa, tu che sei qui. Qual è stata l'ultima volta che tu hai sentito questa voce di Dio? Quando è stata l'ultima volta che tu hai sentito un Dio che parla? Che ha parlato con te? Tu stavi leggendo la parola e quello brano, quel versetto, quella frase è stata una voce del Signore nel tuo cuore. Quando noi passiamo per i momenti difficili, per i momenti di dolore, quante volte noi ci aggrappiamo alla parola cercando una parola di conforto. Il Signore si rivela. Quando viviamo quel momento di gioia, di allegria, allo stesso modo cerchiamo di vedere nella parola del Signore una voce, una risposta.
una parola di entusiasmo. Il Signore parla. Il Signore disse a Mosè, il Signore disse a ciascuno di noi e comincia a parlare tante cose nei nostri cuori. Quando il Signore si rivela è perché c'è amore per noi. Quando il Signore si rivela c'è interesse per noi. Quando il Signore si rivela sta dicendo, io ti amo. Tu sei parte della mia storia. Dio parla. Dio si rivela. Dio manifesta la sua grazia. Dio manifesta il suo grande amore per noi. Oggi siamo qui per adorare questo Dio. Sicuramente questa settimana il Signore disse qualcosa a noi. Ha parlato, si è rivelato. Sicuramente questa settimana abbiamo vissuto quell'esperienza di una parola del Signore che ci ha dato pace nei nostri cuori. Sicuramente il Signore ha detto qualcosa e il nostro cuore oggi è molto più tranquillo. Perché il parlare del Signore c'è l'autorità. È una voce di Dio. Vogliamo questo culto offrire questa lode, adorazione alla nostra vita. Vogliamo ringraziare questo Dio che non è in silenzio, che non è lontano. È un Dio che fa parte della nostra vita. Vogliamo cantare, vogliamo aprire la nostra bocca, vogliamo dire che solo Lui merita tutta questa lode e adorazione. Vogliamo ascoltare la sua voce e essere obbedienti a Lui. Grazie Padre, o quanto è prezioso sapere, quanto è prezioso camminare e decidere con te, perché tu hai un amore profondo per noi. Il Signore disse, il Signore parlò, il Signore si rivela, non solo a Mosè, a Aarone, ma a tutti noi. Perciò siamo qua con cuore grato a te. Grazie Padre. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Adoriamo il nostro Dio. Amen, Chiesa. Possiamo stare in piedi, cantiamo, adoriamo, apriamo la nostra bocca e cominciamo a ricordare delle grandi cose che il Signore ha fatto nella nostra vita e possiamo esaltare questo nostro Dio e ricordando con gioia tutto questo. Cantiamo, adoriamo, manifestiamo la grazia. 3, 2, 1 e... Alzo la mia voce per cantare che tu sei l'unico.
possiamo cantare la prossima canzone, che è una canzone nuova, quindi molto attenti alla lettera. E la lettera dice così: io non so perché hai scelto di amarmi e consolarmi pregando te. Ora so che tu mi stai pensando, mi stai amando, ed è stupendo. E che noi possiamo portare questa lettera sempre accanto a noi, no? Ripensandoci bene, perché Dio ha scelto di morire per noi nella croce? Come ieri abbiamo parlato di perché amare i nostri nemici. Perché Dio ha scelto di morire per noi nella croce quando noi eravamo ancora suoi nemici? Quando tutti quanti l'hanno rinnegato più volte, non tutti quanti, quelli che erano più vicini a Lui. Perché Lui ha scelto di morire nella croce per noi, per me, che faccio dalla mattina alla sera tutto quello che c'è di sbagliato possibile. Questa è la vera dimostrazione d'amore. Perché noi dobbiamo amare i nostri nemici? Perché noi abbiamo avuto un esempio molto grande d'amore, un esempio talmente grande che ci ha liberati. Non soltanto ci ha fatto sentire bene la notte quando andiamo a dormire, ma noi per tutta la vita noi possiamo dire: io sono liberato da questo grandissimo amore che mi ha dato Gesù nella croce. Possiamo cantare questa canzone. Non so perché hai scelto di amarmi e consolarmi pregando te. Ora so che tu mi stai pensando, mi stai amando, è stupendo. So perché hai scelto di amarmi e consolarmi pregando
tua. dove 2 o 3 sono riuniti nella tua presenza è qua, Padre. Riempici di te.
te, oh Padre. Che tu possa essere accanto a noi, Signore, in ogni momento, in ogni istante, Signore Gesù. Ti ringraziamo, Padre, per quello che fai nella nostra vita, Padre. Grazie per quello che sei, Signore. Ti ringraziamo per tutto, nel nome di Gesù. Amen. Al mattino, nella sera, nel tuo andare, nel tornare,
Chiesa. Amen. Signore nostro Padre, che questa canzone, Signore Gesù, possa essere su ogni famiglia che è qui in questo momento, Padre. Che Tu possa essere la benedizione di ognuno di noi, Signore Gesù. Ti chiedo, Signore Gesù, di benedire questo giorno, Padre. Grazie per questa lode, grazie per aver cantato, Signore Gesù, queste canzoni, oh Padre, averlo dato il Tuo nome. Benedici la vita del pastore, Signore, quello che ascolteremo adesso, che Tu possa benedire la sua vita, oh Padre. Ti ringraziamo per ogni cosa, in nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Amém? Quanto è prezioso cantare le parole del Signore, no? C'è la parola del Signore che si rivela e allo stesso tempo stiamo cantando queste parole. Che privilegio per noi vivere questo, di sapere che l'autore di questo cantico è proprio lo stesso Dio, no? Ok, stiamo camminando in questo periodo, stiamo facendo, sono 7 domeniche che stiamo lavorando sulle chiese di Apocalisse, no? Pastore Sandro, domenica scorsa, ha lavorato in quale chiesa? Efeso. E oggi parleremo di un'altra chiesa che si chiama Esmirne. Ok, ci sono le cose interessanti in questa chiesa. La chiesa di Esmirne e anche la chiesa di Filadelfia sono le due chiese che non c'è un Gesù prendendo per l'orecchio. Le altre chiese sempre c'è qualcosa che si deve prendere per l'orecchio in queste chiese. Ma qua Gesù non. Non a Esmirne, neanche a Filadelfia, tra virgolette, ha risparmiato, ma perché le chiese stavano vivendo quella esperienza molto diversa, molto più forte. Apocalisse 2, 8 a 11. Apocalisse capitolo 2, 8 a 11. All'angelo della chiesa di Esmirne, che cosa dice dopo? Che cosa dice dopo una parola sola? All'angelo della chiesa di Esmirne? È interessante questa storia. Chi ha scritto il libro di Apocalisse? Giovanni. Ma chi stava rivelando? Era Gesù. È interessante, Giovanni là con una matita o con un computer, non lo so, con iPad. Stava Giovanni là, Gesù parli. E Gesù che cosa dice? All'angelo della chiesa di Esmirne? Scrivi. E quanto è bello vedere che era lo stesso Gesù rivelando direttamente a Giovanni quello che doveva essere scritto. Così qua sono le parole di Gesù. All'angelo della chiesa di Esmirne, scrivi. Queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in... Sta parlando della persona di Gesù. Oh Giovanni, chi sta dicendo questo sono io. Io Giovanni. Sono il primo e l'ultimo, alfa e omega, che fu morto e tornò in vita. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco. E le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuno di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Che cosa dice dopo? Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince
non sarà colpito dalla morte seconda. Nosso Padre, quanto è prezioso leggere un brano, una storia di una chiesa, quanto è bello vedere un Gesù che si rivela e parla. Vogliamo oggi, oh Padre, camminare, parlare, ascoltare, condividere, sentire, oh Padre, la tua rivelazione qui. Misericordia tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Qual è la parola che ti ha colpito in questa storia qua? Qual è la parola? Una parola. Chi vince? Non temere? Soffrire? La porta seconda? Io conosco le tue? Sii fedele. E é interessante, sono tante frasi qua che sono belle e sempre colpisce a ciascuno di noi, dipende anche dei nostri momenti, ma quanto è bello vedere un Gesù che si rivela e è una realtà che esisteva in quella chiesa, è una realtà che esiste nelle nostre chiese oggi, ma vediamo questo Gesù che si avvicina a Giovanni e parla alle 7 chiese dicendo la storia di ciascuno di queste chiese. Perciò quello che mi colpisce tante volte è questo senso che la Chiesa non può essere addormentata. La Chiesa che sta facendo le opere, e Gesù conosce. La Chiesa che sta subendo e sta soffrendo le tribolazioni, e Gesù lo sa. Ossia, la Chiesa di Dio è una Chiesa viva e non può dormire. La Chiesa deve sapere che a mezzanotte sta arrivando. Nós já stiamo a mezzanotte. E a mezzanotte di solito, che noi facciamo con la metafora, chi arriva? Lo sposo, oppure arriva anche il ladro. Per viene a distruggere, ma lo sposo arriva. E quel momento che arriva lo sposo, e quel momento che viene il diavolo, è quel momento che io devo sapere, a mezzanotte è arrivata, e dove tu sei? Sei preparato? Sei pronto? Stai facendo le opere? Stai vivendo le tribolazioni? Stai vivendo la Chiesa di Dio come un gioco, come un svago? Questa domenica non ce l'ho niente da fare, vado in chiesa. Ah, sabato sera non c'è la più a piscina, non c'è il mare, vado in chiesa. Ossia, sembra che la chiesa è una possibilità. Sembra che servire il Signore è seconda scelta. Sembra Ossia, e Gesù sta dicendo, mezzanotte sta arrivando, chiesa. Smirna, io conosco le tue opere, conosco le tue tribolazioni, mezzanotte sta arrivando. Perciò io devo sapere che la Chiesa deve essere un esercito pronto, unito con solo obiettivo di attaccare, di combattere e vivere le tribolazioni. Gesù conosceva queste 7 chiese. Gesù conosceva la Chiesa di Smirna. E noi possiamo percepire che la guerra è stata dichiarata alle chiese. E la guerra non era dichiarata soltanto a Smirna, neanche a Efeso, ma la guerra è dichiarata alla nostra Chiesa Battista Agape. Nós dobbiamo sapere che quando entriamo in una chiesa, noi stiamo entrando come un esercito per combattere. E un esercito, quando comincia a combattere, va fino a quando? Quando è mezzanotte arriva lo sposo. E a mezzanotte sta arrivando. Così interessante che tante volte noi vogliamo vivere la chiesa in piena pace, tutto bene, tutto tranquillo. Non so quale mondo tu vivi, ma non è questo mondo qua della chiesa di Dio. La Chiesa subisce le tribolazioni. Matteo 24:9. Allora Matteo 24:9. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete... Chi vuole essere odiati qua? Nessuno di noi. Ma la promessa è questa. E sarete odiati da tutta le genti a motivo del mio nome. Gesù 15, 18 e 19. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima da voi ha odiato a me. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi... Termômetro della fede.
termômetro della spiritualità, termômetro della mia intimità con Dio. Se il mondo mi odia, tribolazioni. Seconda Timoteo 3, 1 e 12. Or, sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Dal resto, tutto quello che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Questi ultimi mesi io sto usando molto una frase. Viviamo qua tempi difficili perché Dio non vuole che noi abbiamo nostalgia di questo mondo. E è interessante, questo ultimo mese è stato per me ho condiviso a tanta gente qua, in 60 anni di vita mai ho vissuto tanta tristezza come in questo ultimo mese. Per me è stato l'ultimo periodo più difficile della mia storia. Perciò che sono stato sparito, non avete percepito che sono andato in Brasile nuovamente in un modo molto difficile, molto triste. E quando io vedo la disperazione della gente, la sofferenza, io comincio a ricordare di quello che stavo predicando già da 6-7 mesi. E dicendo, noi in questo mondo non possiamo portare neanche nostalgia. E tante volte noi vogliamo amare questo mondo e non perché Dio ci porta in cielo, ma mi piace tanto. Ma quando viene il dolore, la tribolazione, la sofferenza, io comincio a dire, Dio, non è questo mondo. Negli ultimi tempi verranno tempi difficili, e molto difficili. E se tu não stai vivendo momenti difficili, tu devi fare una autoanalisi della tua vita, che cosa sta succedendo. Perché quanto più vicino e più attaccato al Signore, non ho dubbio che la persecuzione è più grande. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. È una grazia, Filippesi 1,29, è una grazia di Dio. La tribolazione, la persecuzione, il dolore. Tante volte noi vediamo queste promesse do Signore e diciamo, ma non è proprio così. Ma quando leggiamo la promessa di Salmo 23, è proprio così, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Questa promessa io... Ma le altre promesse? E le altre promesse? Perché tu vuoi scappare dalla tribolazione, perché tu vuoi scappare di un odio, perché tu vuoi scappare di una tristezza di questo mondo, perché tu vuoi scappare di questo, se questa è una promessa di Dio. E Dio stava dicendo alla chiesa di Smirne questo, io conosco le vostre tribolazioni. Gesù vedeva le tribolazioni e Gesù non ha interferito in quello, non ha risparmiato. La gente soffriva. Perciò quella città di Smirne era una città bellissima, stupenda, meravigliosa, ricca. Era una città importantissima. Ma allo stesso tempo era inserita dentro di quella città una chiesa di Dio che era Smirne. Quella città piena di ricchezza. Ma quella città c'era una caratteristica fortissima, adorava il re e il Cesare, un'adorazione a Cesare. Era una città che aveva la idolatria, erano idolatri. A idolatria in modo molto forte. E perciò era in questa situazione che noi cominciamo a pensare nella nostra vita, che siamo immersi in una città di Treviso, immersi in un Veneto, dove c'è la ricchezza, c'è la prosperità economica, ma c'è anche tanta idolatria, e noi siamo immersi in questa regione, come era Smirne, e adesso qual è la nostra posizione, qual è il nostro comportamento, la nostra attitudine di cristiani in mezzo a una generazione che è idolatra? Dobbiamo prendere una decisione. Perché il Dio Soldi sta comandando, il Dio Soldi sta cominciando a guidare la gente, e sta cominciando a guidare la gente che appartiene alla Chiesa di Dio. Quanto noi siamo dipendenti di questa idolatria dei soldi, sì o no? Quando sono entrato al Veneto, la prima frase che ho imparato, una prima parola che ho imparato, qual era? Veneto, la terra del lavoro. Veneto, la terra della ricchezza economica. Non c'è un problema questo. Il problema è che quando questo si diventa una idolatria, quando questo diventa un scopo di vita, questo diventa un motivo, una ragione per vivere e essere qui. Ci sono tanta gente qua che sono venute da diversi paesi fuori d'Italia e sono venute per? E continuo a credere che sono venute per lavorare, no? Tu non sei venuto in Italia per lavorare.
Tu sei inviato da Dio per fare l'opera missionaria qua nel Veneto. Ma la nostra idea sono venuto per lavorare. E mentre c'è questo nel mio cuore, nella mia mente, il mio Dio lavoro continua a guidare la mia vita. Perciò io sto servendo al Signore quando ho tempo. Sto servendo al Signore quando ce l'ho un svago, un momento libero. Perché io sono venuto per... Potete dire questa parola, non c'è nessun problema. Sono venuto per lavorare. Sono venuto per avere una vita economica più stabile. E questo è un inganno. Tu sei venuto qua nel Veneto per adorare Dio, servire il Signore, combattere qua per il Signore, essere un missionario inviato dal Signore, e mentre tu starai lavorando, che tu devi essere un lavoratore e non pigro, tu starai lavorando, tu stai vedendo che la grandezza di Dio deve essere visibile tramite la tua vita. La tua priorità qui in Italia non è lavorare, è servire il Signore. E quando eu comincio a vedere che la mia priorità è il lavoro, eu comincio a abbandonare la responsabilità nel servire il Signore, eu comincio a lasciare l'opera del Signore al secondo piano. È lì che io dimostro dove è la mia priorità. Ma che cosa sono qua? E la chiesa di Esmirna era inserita in quella regione, e perciò che Gesù dice: io conosco le tue opere. E adesso cominciamo a lavorare su questo senso. Io conosco le tue opere, ma io conosco la tua tribolazione. Io conosco la tua povertà, tuttavia tu sei ricco. Io conosco anche le calunnie lanciate di quelli che si dicono essere giudei, che non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere, io conosco, non temere quello che avrai di soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare qualcuno di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Ma, carissimi, sii fedeli. Fino a quando? Fino a avere una casa che è stata già paga, una macchina, bella macchina. Fino a quando? Alla morte. E io ti darò la corona di vita. Io ti darò. Perciò mezzanotte sta arrivando, il rapimento della Chiesa sta arrivando, e un nemico sta arrivando per distruggere, e la Chiesa deve essere vigile. Io devo essere vigile in questa situazione, perché sta arrivando mezzanotte, sta arrivando gli ultimi tempi. E io che cosa faccio? Sei preparato? Sei pronto per questo incontro con Gesù? Non aspettate 2050, 2030. Il momento sta arrivando. Il momento è adesso. Il tempo sta arrivando. Perciò l'opera io devo fare per il Signore. Allo stesso tempo che Gesù dice che io conosco le tue opere, Gesù stava dicendo: io conosco le tue tribolazioni. Perciò servire al Signore produce tribulazione. E tu mi dirai: pastore, se è questo il frutto, non conta su di me. Servire al Signore produce tribolazione. Tu già hai percepito quando hai cominciato a servire il Signore nell'opera del Signore, i problemi sono iniziati a crescere, sì o no? E quanto di più tu cominci a coinvolgerti nell'opera del Signore, i problemi crescono. Le delusioni, i problemi, insoddisfazioni cominciano a crescere. Perché il frutto di servire il Signore sono le tribolazioni, perché il nemico non vuole distruggere quelli che non fanno niente. Il nemico comincia a attaccare quelli che stanno servindo il Signore. È lì. Perciò il frutto di servire il Signore sono le tribolazioni anche in questa terra. Ma è qui che io devo manifestare la lealtà a quello che mi ha chiamato. È qui che eu manifesto la lealtà al mio Signore. Perciò quando esiste la tribolazione, è lì che eu devo manifestare la mia perseveranza. Perciò le tribolazioni dimostra dove è il mio carattere cristiano, e dimostra il mio impegno con Cristo. E è quello che eu devo imparare. L'opera che eu faccio al Signore non produrrà in me tranquillità, serenità, un benessere. L'opera che io faccio per il Signore produrrà nella mia vita le conseguenze avverse contro di me. E qua noi vediamo in questo brano 5 tribolazioni che lui parla. E la prima è economica. Primo, i soldi, o primo servire il Signore? Quando eu comincio a servire il Signore, che cosa mi manca? Soldi. Ma no, eu ce l'ho 24 ore al giorno, eu posso lavorare 23 ore e 30 minuti.
a tribulazione econômica. Interessante que qua ela usa a palavra grega que é ptokeia, que significa povertà assoluta. E Jesus estava dizendo, eu conosco a tua povertà, ma veramente siete ricchi. Eu conosco a tua povertà. Questa parola significa che loro non avevano niente, non avevano nessuna risorsa, non avevano neanche la possibilità di avere qualcosa, perché quello che servivano al Signore non potevano lavorare. Perché loro non potevano lavorare? Perché o loro adoravano Cesare o non c'è lavoro. E se loro avevano un negozio e loro non adoravano il Signore, quel negozio era chiuso. Chi ha studiato qua la seconda guerra e quello che ha sofferto i giudei? Qualcosa simile. Ossia, o tu adori Cesare, puoi venire a lavorare. Ah, tu vuoi essere un cristiano, adorare quello Cristo che dicono che è risorto? Non c'è lavoro per te. Ah, questo qua che lavora in questo bar, che serve il caffè. No, lui è un cristiano. Chiudiamo, perché lui non adora Cesare. Perciò Gesù stava dicendo, io conosco, voi siete poveri, ma nonostante eu conosco tu cuore, tu sei ricco. Quella povertà che avevo economica era consequenza del loro opera al Signore. E quando comincio a vedere le storie di questa chiesa o di altre storie di tante persone che preferiscono adorare Dio e non importa le conseguenze nel lavoro, eu comincio a pensare in noi stessi, come è la nostra responsabilità con il lavoro? Prima è Cristo o è il lavoro? Se eu prendo um lavoro onde eu devo enganar e mentir, eu preferisco ou eu abandono quel lavoro? Dove eu comincio a rubare, dove eu devo fare questo, dove meu capo dice che eu devo fare. È lì che dimostra la mia lealtà a Cristo. E può darsi che io perderò un lavoro. Queste 2 settimane fa, stavo leggendo la storia di un personaggio e lui aveva un bellissimo lavoro e era arrivato ao alto della sua carriera, è arrivato il momento che il suo capo ha detto, adesso funziona in questo modo. E lì era completamente fuori dalla etica cristiana. E lui ha preso una decisione molto chiara. Qual era? Ha lasciato il lavoro, ha abbandonato il lavoro. E ha vissuto dei momenti molto difficili come famiglia, ma ha lasciato il lavoro. Cosa preferiamo? Mezzanotte sta arrivando. E basta chiudere l'occhio e noi stiamo nel peccato e lo sposo arriva. Mezzanotte sta arrivando. Basta un battere d'occhio e il ladro viene e ruba e distrugge. Mezzanotte sta arrivando. Dove è la tua fiducia? Dove è il tuo cuore? Dove è la tua mente? È il Signore che ti sostiene. Devo lavorare, devo, ma non è mio idolo. Devo lavorare, devo, ma non è la mia priorità come un cristiano qua nel Veneto. Devo lavorare, devo, e fare il meglio, essere il lavoratore più competente di quella ditta, ma non è la mia priorità di vita. È servire il Signore. Io conosco le tue opere, io conosco le tue tribolazioni, io so che tu sei povero, ma tu sei ricco. Tu sei ricco perché stai vivendo il Signore. La seconda persecuzione qua era religiosa. Já hai percepito che siamo perseguitati per essere cristiani? Anche dentro della Chiesa? Dove è il luogo che noi soffriamo più persecuzioni? Dentro della Chiesa. È dentro della Chiesa. E tante volte noi pensiamo, dentro della Chiesa, no, è dentro della Chiesa. La persecuzione esiste, esterna e interna. Quante volte siamo perseguitati perché noi non siamo religiosi, ma noi siamo cristiani? Quante volte siamo perseguitati perché la gente vuole inserire concetti religiosi e non concetti cristiani? Quando la religiosità entra nella Chiesa, quando quel gruppo di giudei che entravano nella Chiesa lá di Esmirna stava distruggendo la spiritualità di quella Chiesa, anche succede con noi quando la religiosità entra nella Chiesa, comincia a uccidere quella intimità, quel rapporto con Dio. Quando la religiosità entra nella Chiesa, la persecuzione ai fedeli cristiani si fortifica. Nós devemos saber se eu sou um cristiano que ama Jesus e sirva ao Senhor, ou estou seguindo uma liturgia, uma religiosità, ou dei concetti di valori che io penso che sono giusti per la opera del Signore.
Eu sono cristiano ou sono religioso? Eu sono libero no Signore o sono attaccato ai concetti umani? E devo sapere se è la parola del Signore che mi guida. Perciò sono tante volte sono due chiese dentro di una chiesa. E lì esiste o conflitto. La mia grande preoccupazione, ma non è una preoccupazione, la mia grande preghiera con la chiesa è essere una chiesa cristiana, dove la gente ama Cristo, dove la gente ama Dio, dove la gente ama la parola del Signore, dove la gente si coinvolge e ama il momento di preghiera con il Signore, dove la gente investe tempo in spiritualità con il Signore e vive esperienza nuova con il Signore. Sono le chiese oggi che stanno sendo guidate dal diavolo e questa dottrina diabolica sta cominciando a entrare nella chiesa. Un liberalismo religioso che si dice tutto si può, perché l'uomo è il centro della storia. Tu non sei il centro della storia, è Dio. Oggi noi cominciamo a dire, se lui ama, se lei ama, qual è il problema? È un problema. E noi non stiamo prendendo decisioni, noi non stiamo prendendo una posizione di cristiani come chiesa. E noi stiamo accettando il peccato come una cosa normale. Noi non possiamo stare passivi davanti ao desviamento della parola del Signore. Noi non possiamo stare passivi davanti alla falsa doutrina che sta entrando nelle chiese. E tante volte noi stiamo accettando per non creare un conflitto. La chiesa di Esmirna c'era tribolazione perché c'era opera al Signore. E la tribolazione era perché erano perseguitati, perché erano cristiani. E oggi noi vogliamo portare dentro della chiesa tutti i concetti del mondo e questo uccide la chiesa di Dio. Come è triste di vedere in Italia o in Brasile e anche negli Stati Uniti, che oggi sta soffrendo tantissimo, delle chiese storiche che hanno deciso di camminare con la mentalità che non è di Cristo. Qual è la conseguenza di queste chiese storiche? La morte, perché non c'è più lo Spirito Santo. Sono stato in Brasile in questo periodo e ho visto tante chiese storiche che stanno oggi soffrendo. Negli Stati Uniti oggi si chiude più chiese che si apre. È triste, perché hanno lasciato la porta aperta a tutti modi di pensare. Se la Chiesa non prende una posizione, una direzione in Cristo, la Chiesa muore. La Chiesa non può essere passiva. Non possiamo stare passivi davanti alla gente che vuole cambiare il senso della Chiesa. Non possiamo stare passivi, indolenti, quando la porta della Chiesa è troppo aperta ai valori del mondo e noi stiamo in silenzio. Non possiamo stare passivi davanti a un liberalismo dove tutto si può e toglie la santità e il vero amore di Cristo. Non è tutto si può. Tu vuoi morire? Comincia a camminare nel tutto si può. Tu vuoi avere il senso di colpa nella tua vita, nella tua storia? Tutto si può. Tu vuoi camminare con un senso di colpa per tutta la tua storia? Comincia a accettare l'inganno, il peccato. Il futuro non sarà bello. Perciò io devo sapere che quando io cammino nel principio del Signore, la mia vita sarà sicura e salda in mezzo alle tribolazioni. La Chiesa deve prendere posizione nel suo compito di essere Chiesa, nella dottrina, e non avere paura della persecuzione. La Chiesa deve prendere posizione nei valori della fede e camminare con Cristo. Perché mezzanotte sta arrivando. Mezzanotte sta arrivando. E come sto? Non siamo religiosi, siamo cristiani. Non siamo religiosi. È Cristo che guida la nostra vita. La chiesa di Esmirna era una chiesa che aveva una posizione. Loro sono messi in galera, prigioni e anche morti, perché avevano una posizione con Cristo. E noi? E noi? Nel momento di una difficoltà, qual è la nostra decisione? L'alta persecuzione era diabolica. O diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Gesù ha visto questo? Stava raccontando a Giovanni. E Giovanni stava scrivendo. Che cosa viene a fare il diavolo dentro di una chiesa? Che cosa viene a fare? Distruggere, uccidere, ammassare. Giovanni 10:10.
O ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. O diavolo viene per rubare, ammazzare e distruggere. E quando lui entra, la festa sarà fatta. Festa di morte. Perciò quella chiesa di Smirna doveva stare attenta perché questo non poteva succedere. Ma il diavolo entra dove? Dove c'è un gruppo di fedeli servindo al Signore. Entra lì per distruggere. O quanto noi dobbiamo essere attenti alla nostra vita. Perché quando stiamo servendo al Signore, o diavolo comincia a venire intorno a noi come un leone. E se c'è qualche spazio, entra. Se c'è qualche opportunità, entra. Perciò Lui è intorno a noi. E noi non possiamo permettere che Lui venga a entrare e distruggere la nostra vita. Perché ammassa, ruba, distrugge. Vegliate perché a mezzanotte o tempo está arrivando. E la Chiesa deve essere attenta, stare pronta. Deve essere unita e fortificata. O quanto è bello camminare con le persone che ti guidano. Attento, Caio, questa parte qua, attento. O diavolo può fare festa con te in questa area. Attento. Attento, Caio. E camminare insieme saremo fortificati uno con gli altri. E la Chiesa di Smirna aveva questo e continuava a operare e servire al Signore. Perciò che la persecuzione saranno sempre più forti. Ma io devo essere fedele fino alla morte. E lì io riceverò la corona di vita. E il diavolo è pronto per distruggere, per ammassare. Tu già hai visto tanti fratelli che abbiamo perso? Perché la festa è stata fatta. Tanti sono stati rubati, ammassati, distrutti, perché qualche spazio è stato dato. Noi dobbiamo mantenere la nostra fedeltà al Signore e uniti per un solo spirito. Risveglia, Chiesa, risvegliati, apri gli occhi. O nemico está distruggendo e nós siamo passivi. Risveglia-te, Chiesa. E interessante que em Efesini 6 se parla tantissimo in modo che noi possiamo combattere il diavolo. E qual è l'armatura del cristiano? La spada? Elmo della salvezza? La spada è la parola? La verità? Giustizia? Cosa più? Sandali? Predichiamo il Vangelo? La parola del Signore, la preghiera, la fede. Con questa armatura completa, noi possiamo distruggere il nemico. Io non posso ir con armatura senza le sandali, senza le scarpe. Io non posso andare per un combattimento senza elmo, non posso andare senza nessuna parte di questa armatura, perché altrimenti il diavolo, che è un leone, trova un spazio e mi distrugge. Io devo essere completo per distruggere e combattere. Ebrei 10:39. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro. Che cosa succede quando una persona si torna indietro? Perdizione. Ma a quelli che hanno fede per ottenere la vita. Apocalisse 2:11. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Chi ha orecchio, ascolta. Ascolta e non torna indietro. Va. La Chiesa di Smirne era una bella Chiesa che soffriva, ma era amata. Chi è fedele fino alla morte avrà la corona di vita. Io non posso perdere questa ricompensa. Io non posso perdere la mia lealtà e la mia fedeltà. Ascolta, Chiesa, è mezzanotte. È mezzanotte. Il tempo è arrivato. Preghiamo. Nostro Padre è una Chiesa. Smirne, una bella città, ricca e potente. C'era una piccola chiesa tua.
che ha fatto una differenza. Nostro Padre a Treviso, una piccola chiesa tua, dentro di un Veneto che è bello e ricco, che è potente. Ma quella chiesa di Smirne ha fatto una differenza nell'eternità. Che la chiesa di Treviso, Padre, possa fare la differenza nell'eternità a tanta gente. E la tua chiesa è bella, è tua. La tua potenza, Padre, è molto più grande. La tribolazione, le tribolazioni sono le tue promesse. Ma essere perseveranti fino alla morte, fedeli fino alla morte, non tornare indietro alla perdizione, avrà una ricompensa. Risvegliati alla tua chiesa, Padre, risveglia. La tua chiesa non può essere addormentata. Quando tu, Cristo Gesù, sei andato da Giovanni e ha detto queste parole a questa chiesa di Smirne, cominciamo a pensare tu, Cristo Gesù, venendo da noi e parlando alla nostra chiesa. È mezzanotte, lo sposo arriva, il ladro viene. È mezzanotte. Essere veduto in quel momento e avere questo incontro con Cristo Gesù. Sono pronto, preparato. Quello che vivevo nella tribolazione era quello che stavano facendo l'opera come priorità. Io ti ringrazio, Padre, per questa chiesa. Ti ringrazio, Padre, perché tanta gente tu hai inserito qua. Hai portato i miei, oh Padre, da diverse nazioni. Tu hai scelto, oh Padre, i miei qua proprio da Italia, da Treviso. Tu hai preso questo gruppo da diverse nazioni e hai fatto, oh Padre, una benedizione con questo gruppo di gente che è nato qua. Io ti ringrazio per questa ricchezza, Padre, di questa diversità. Siamo diversi, allo stesso tempo siamo unici, un solo corpo. Io ti ringrazio, Padre, perché tu unisci tanta gente con un solo obiettivo tuo: fare la tua opera, essere missionari, essere abbondanti nel servire a te. Come conseguenza, Padre, c'è la tribolazione, ma come conseguenza, Padre, c'è una famiglia fortificata in te. Come conseguenza, Padre, quando la priorità sei tu, avremo delle persone camminando insieme a noi. Risveglia la tua chiesa, Padre, risveglia. Risveglia la tua chiesa, Padre. Che tuo Santo Spirito possa fare un grande risveglio spirituale in mezzo a noi. Siamo grati, oh Padre, perché tante tribolazioni, tante vittorie, tante conquiste. E questa è la storia della tua chiesa, la bella storia. Benedici, fortifica ciascuno, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Puoi dire a tuo fratello, a tua sorella: ringrazia a Dio per le tribolazioni. Ringrazia a Dio per i momenti difficili. E che tu possa essere pronto a soffrire per quel momento difficile. E se al tuo fianco c'è una persona dell'altra nazione, puoi dire a questa persona: grazie a Dio perché tu sei di qua. Grazie a Dio perché tu sei venuto di là.
perché tu sei parte della mia storia come fratello e come sorella. E quanto è bello di vedere questo. Bello vedere quella linea, c'è una della Romania, dell'Italia e della Moldavia. 3 persone diverse. E tu da dove sei? Cuba. Ok, nella stessa fila 4 nazioni diverse. Romania, Italia, Moldavia e Cuba. Prezioso. E in mezzo c'è una brasiliana. E questa è la Chiesa di Dio. Quanto è bello, no? E quanto è ricco questo. È un regalo di Dio. Cantiamo, adoriamo, facciamo un momento di offerta, di decima. Dopo i nostri bambini avranno un tempo meraviglioso, ma questo momento di raccolta delle offerte decima. Abbiamo dei maialini per l'opera missionaria. Fine di questo mese staremo aprendo novamente e continuiamo a sostenere quest'opera. Siamo grati al Signore per i miracoli econômicos che Dio sta facendo con le nostre sedi. E è meraviglioso. Grazie a Dio delle cose meravigliose che Dio continua a fare. L'opera appartiene al Signore e dobbiamo essere grati. Abbiamo messo il lamento davanti al Signore? Sì. Adesso dobbiamo mettere davanti al Signore un ringraziamento. Cantiamo, offriamo e facciamo questo con gratitudine nel nostro cuore e continuiamo a fare con tanta gioia. Se tu sei a casa, ci sono le coordinate bancarie, offerta la opera do Signore e è prezioso fare tutto questo con tanta gioia. Facciamo questo con gioia? Cantiamo? Canti qua? Sono amico suo? Cantiamo, adoriamo e offriamo. Possiamo stare in piedi? So perché hai scelto di amarmi e consolarmi, pregando te. Ora so che tu mi stai pensando, mi stai amando. È stupendo, io non so perché hai scelto
questo momento offrirti le offerte, le decime, essere responsabili di una opera tua. Grazie. Grazie alla tua gente, al tuo popolo. Grazie. Benedici. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Potete accomodarvi? Adesso, Rosy, Monique, la parola è vostra. Stiamo prendendo la patente. Buongiorno a tutti. Questi belli bambini fanno parte di questa chiesa. E insieme quest'anno abbiamo studiato come dei investigatori. Abbiamo studiato tante cose belle nella Bibbia e abbiamo fatto quella piccola Bibbia, diciamo così. Monique può aprire. Ogni lezione aveva qualcosa da imparare. Non dirò tutto adesso, noi siamo qua molto lungo, ma hanno imparato tantissime cose. E adesso vogliamo vedere un video che i bambini hanno partecipato e poi cantiamo 2 canzoncine, ok? Cara Chiesa, siamo arrivati alla fine del programma di quest'anno scolastico, nel quale ci siamo impegnati ad studiare insieme ai nostri bambini alcune delle principali dottrine bibliche. Le dottrine sono le verità bibliche su cui si basa la nostra fede. Per questo il nome del programma è stato Alla scoperta delle verità bibliche. Gesù disse: se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8, 31, 32. Questo è stato il primo versetto imparato insieme ai bambini, ma per ogni verità biblica studiata hanno imparato altri versetti e adesso ve lo dimostreremo. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Atti 1:8a. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Matteo 25:13. Non lo sai forse? Non lo hai udito? Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra. Isaia 40:28. Gesù Cristo è il vero Dio e la vita eterna. Prima Giovanni 5:20b. Infatti per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è un dono di Dio. Efesini 2:8. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3:23. Rivestiti della completa armatura di Dio affinché possiate stare salvi contro le insidie del diavolo. Efesini 6:11. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Luca 18:27. Gesù disse: il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Giovanni 14:27. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, mansuetudine, fedeltà e autocontrollo. Galati 5:22. Il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno. Filippesi 4:19. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto: andiamo alla casa del Signore. Salmi 122:1.
Sono bellissime, vero? Insegnare la parola di Dio ai bambini è una cosa speciale. E tutti noi che abbiamo avuto questa grande benedizione di imparare l'amore di Dio da piccoli, che è un grande privilegio, sappiamo quanto è prezioso. E non lasciate i vostri figli a casa, portate in chiesa e c'è la classe dei bambini, ci siamo noi monitori che prenderemo cura per imparare le storie, versetti biblici. Loro sono stati veramente bravi, hanno fatto questo bello video. E adesso cantiamo la canzone, però solo un secondo vorrei dire, c'è un campeggio dei bambini dal giorno 20 al 25 di giugno, saremo lì, anche io, Giulia, Samuele, Gabriele, Davi, chi ancora? Davi, e ancora altri bambini che forse devono fare altre cose, non potranno andare, ma se c'è un altro bambino che vuole andare in campeggio, oggi ancora c'è opportunità. Adesso cantiamo 2 canzoncine, dai? Vamos lá, forte. Frutto dello Spirito è amore, pace, gloria, pazienza, benevolenza e bontà, mansuetudine, fedeltà, autocontrollo. Il frutto dello Spirito è amore, pace, pazienza, benevolenza e bontà, mansuetudine, fedeltà, autocontrollo. Disse, se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8, 31, 32, Giovanni 8, 31, 32. Pastor, voglio pregare per i bambini, per Dio benedire. Preghiamo, possiamo stare in piedi? Bello stare con i nostri piccoli qua, no? Nostro Padre, quanto è bello e prezioso vedere i nostri piccoli che stanno crescendo, imparando la Tua parola e scoprendo, Padre, la preziosità di quello che Tu stai guidando. Continua a benedire, arricchire la loro vita, la loro famiglia, i monitori, oh Padre, le persone che stanno gestendo, lavorando con loro e che possano sempre vivere e amarti di più. Grazie, oh Padre, per questo momento. Ti ringrazio, oh Padre, per quello che tu stai facendo con loro e che questa conoscenza possa trasformarsi, oh Padre, in un stile di vita di amore a Te. Benedici e guida nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém. Que Dio vi benedica. Potete accomodarvi. Ok, Giovanni, Giuliana, venite qua. C'è un invito per una Buongiorno Chiesa, che bello rivedervi. Tante facce nuove, ma anche tante facce conosciute. È con grande gioia che vogliamo farvi un invito speciale. Il 25 giugno qua in Chiesa faremo un culto di ringraziamento per la nostra unione che sarà quella settimana lì. Vorremmo lodare il Signore insieme a voi, con la nostra famiglia in Cristo, e volevamo creare questo momento per farlo insieme, e quindi speriamo di avervi con gioia qua con noi a lodare il nostro Signore insieme. Amen. Ok. Chi non conosce, Giuliana è arrivata praticamente insieme a me in Italia 40 anni fa più o meno, no? Ok.
E Giovanni è figlio del pastor Luis Claudio Martelletto e di Denise, no? Così loro sono conosciuti qua 15 anni fa, adesso si sposano. Ok, va bene, le date ho sbagliato. Ok, 25 alle ore? 19, ok? 25 e 19 faremo un culto qua di ringraziamento per tutta la chiesa, ok? Bello, sarà una bella festa. Ok, va bene, bello. Ok, c'è un campeggio anche di adolescenti, giovani, preadolescenti, non dimenticare, a settembre, ok? E parlare con Giorgia o con il pastore Alessandro. Rubens? Prossima domenica o coro canta. O coro canta. E venerdì la prova, alle 8, ok? E sarà importante, possiamo portare i nostri amici e i nostri nemici, ok? Per stare qua con noi. Ok, raccolta per il campeggio. Ok, il campeggio dei bambini c'è una situazione un po' più bella per noi, perché noi possiamo avere a tramonto di sopa per un periodo, ma il campeggio di adolescenti, pré-adolescenti e giovani si deve pagare tutto. Così noi stiamo chiedendo alla Chiesa, alle famiglie, che possa donare pasta, pomodori, tutte cose là, ok? Faccia questa donazione, che così sarà un bello aiuto per i nostri ragazzi, ok? Così puoi parlare con il responsabile, ok? Ok, e anche ci sono i contributi là di Appendini. Bello, ok. Voi sapete molto meglio di me questo, no? Questo, non ci sono più avvisi. Ciao, Dio vi benedica. Ci vediamo domenica.